Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook e come di consueto vedete noi ad ogni inizio di trasmissione nei nostri telegiornali mandiamo immagini che riguardano la guerra in Ucraina sperando che termini al più presto, anche se questo non sta accadendo perché nel vedere quelle immagini davvero sono terribili. Questa puntata sarà divisa in 2 parti, nella prima parleremo dell'agenda ospedaliera, dell'agenda sanitaria del Veneto, nella seconda parleremo di una bella cosa perché è un'iniziativa di solidarietà che riguarda proprio l'Ucraina, quindi di una cruciale, insomma poi la vedete nella seconda parte. Nella prima, come dicevo, parleremo della sanità in Veneto, ospite il direttore generale della sanità Veneto, il dottor Luciano Flor. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, buonasera anche a lei. È sempre un piacere averla ospite, direttore. Come va? Inizio così come la mia consueta domanda, come va? Abbiamo una bella sfida davanti, abbiamo tanto da lavorare, direi che siamo usciti o stiamo per uscire dalla fase più delicata dell'epidemia, ma questo vuol dire che con l'epidemia dobbiamo far coesistere l'attività quotidiana di tutti i giorni, a cui si affianca un importante lavoro per il recupero di quelle prestazioni che causa epidemia non siamo riusciti a garantire, non siamo riusciti ad erogare o comunque i cittadini in qualche modo non hanno potuto usufruire. Quindi c'è uno sforzo di rimettere la macchina in moto a velocità aumentata perché abbiamo l'ambizione di voler recuperare il più velocemente possibile questa attività che i cittadini stanno aspettando. Senta direttore, prima della pandemia, prima del Covid, ovviamente da Roma, diciamo da lì che si decidono le strategie per quanto riguarda gli investimenti, in questo caso sulla sanità, avevano un attimino ridotti ovviamente i costi, avevano cercato di risparmiare un attimino sulla sanità. Poi arriva la pandemia e dicono no, la sanità è una cosa molto importante per l'Italia e per i nostri cittadini, dobbiamo reinvestire, dobbiamo aumentare il personale, dobbiamo aumentare tutto quello che serve per tutelare la salute degli italiani. Però questo ancora l'hanno detto, però non sta accadendo, o sbaglio direttore? No, allora le spese sono molto aumentate e il finanziamento non è aumentato quanto le spese aumentate. C'è una programmazione nell'ultima finanziaria di qui al 2026 che stanzia risorse per il funzionamento della macchina in aggiunta a quelle previste dal PNRR, il famoso piano di recupero, di resistenza e resilienza cosiddetto,
che stanzia ingenti risorse, ma in termini di investimento strutturale. Ci sono delle risorse, la spesa del servizio sanitario comunque è fisiologicamente in aumento, perché cresce il costo di innovazione, di tecnologia, di farmaci. Noi dobbiamo fare sempre cose nuove e invece su alcune cose abbiamo dei limiti di spesa tassativi fissati a livello centrale, a livello di governo, di Ministero della Salute, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, che noi siamo tenuti a rispettare. Allora, la prospettiva è quella di non poter fare esageratamente cose nuove senza un finanziamento adeguato. Quindi noi dobbiamo calibrare anche lo sviluppo sulla base delle risorse disponibili, perché accanto al fatto di poter essere efficienti e garantire prestazioni previste dai LEA, noi ci teniamo anche ad avere i conti a posto. Sì, ma dopo il Covid tutti dicevano bisogna dare una mano, bisogna dare più soldi, bisogna aumentare, e poi lo tratteremo e ne parleremo con lei, bisogna aumentare il reparto dei medici, il reparto degli infermieri. Invece oggi c'è una difficoltà che tra poco voglio sentire anche il suo pensiero, è davvero una difficoltà che si vede insomma all'occhio di tutti, e ricordando anche che tra l'altro il Veneto è una delle regioni che sotto un aspetto sanitario sta meglio di tantissime altre, dunque non posso immaginare le altre come vivono. Ma noi guardiamo a casa nostra e facciamo i conti a casa nostra. Noi per quello che oggi ci viene finanziato cerchiamo di essere più efficienti possibile. Certo, il tema cardine di cui oggi stiamo a discutere è il tema del personale, in termini di numeri, in termini di norme troppo vecchie, in termini di assetti organizzativi troppo vecchi e in termini di limiti di spesa che sono assolutamente da rivedere, il tutto compatibilmente con le risorse, ma questa sta diventando una priorità. Il comparto sanitario, sia di area dirigenziale che non dirigenziale, soffre di rinnovi contrattuali ormai che aspettiamo da anni, maggiori finanziamenti sulla spesa per il personale che aspettiamo da anni. C'è stata una finestra legata all'emergenza Covid dove abbiamo potuto spendere qualcosina in più, ma oggi è rientrata nei ranghi sulla spesa. Ecco, io credo che soprattutto il livello che riguarda il personale debba essere una partita da prendere in mano, ed è una partita da prendere in mano. Facciamo così, direttore, le faccio vedere il servizio di emergenza medici, poi tratteremo, abbiamo anche un servizio particolare proprio raccolto ieri a Dagna, dove lì addirittura non c'è il medico di base ed è una situazione drammatica. Allora andiamo a vedere il primo servizio che riguarda l'emergenza dei medici e degli infermieri in Veneto. Sono mesi difficili per medici e infermieri anche in Veneto, non solo la lunga emergenza coronavirus che ha richiesto sforzi extra a tutto il personale. Adesso che si spera che il periodo più complesso sia alle spalle, tornano a galla le problematiche croniche che il Covid di certo non ha attenuato. Il primo fronte è legato alla carenza storica di medici. A evidenziarlo era stata proprio la Regione che a fine 2018 aveva quantificato in 1295 unità il personale medico ospedaliero mancante in Veneto. Nelle ultime settimane il tema non solo è tornato d'attualità, ma ha fatto addirittura scoppiare la polemica politica. Il presidente Zaia ha evidenziato come la situazione veneta rispecchi quella nazionale, ma il PD all'opposizione in Consiglio regionale ha replicato snocciolando dati. Mancherebbero, a detta dei Dem, 1500 medici negli ospedali, almeno 500 nei distretti e dipartimenti di prevenzione e circa 500 medici di famiglia. Una bagarre che ha costretto a intervenire il direttore generale della sanità Luciano Flor, stizzito per i numeri a suo dire non veritieri. E l'ha fatto innanzitutto sottolineando come ad oggi l'organico di dirigenti medici dipendenti sia di 180 unità superiore rispetto alla situazione prepandemica del 2019. Non solo però, per far fronte all'emergenza Covid, il Veneto ha arruolato con diverse forme contrattuali più di 2800 medici, la maggior parte come liberi professionisti o con contratti co-co-co, e di questi oltre 660 sono ancora in servizio. Resta il fatto comunque che la carenza di medici non può essere negata, tanto che dai 1200
295 di fine 2018, oggi il numero sarebbe sceso solo fino a 1150. Mancano soprattutto anestesisti, medici di pronto soccorso, radiologi e pediatri. Eppure i concorsi vengono regolarmente banditi, ma spesso si presentano meno aspiranti medici rispetto ai posti messi a disposizione, anche perché molti rientrano nelle cooperative e quindi non partecipano ai concorsi. E poi c'è il caso dei medici di base. Per sopperire alla carenza di circa 600 camici bianchi, con altri 800 che andranno in pensione nei prossimi 3 anni, la Regione sta studiando tutta una serie di soluzioni: passare da 1500 a 1800 pazienti per medico, ma anche estendere da 500 a 1200 la soglia di pazienti per ciascun medico specializzando. C'è poi il tema legato alle retribuzioni, con la categoria che denuncia di percepire stipendi tra i più bassi d'Italia, minori per esempio di quelli della Calabria, con pesanti conseguenze sull'attrattività della nostra sanità, al punto che si starebbe verificando una vera e propria fuga dal pubblico al privato. Caso ancora più grave sarebbe quello di Padova, dove gli specialisti ospedalieri arriverebbero a prendere anche 15.000 euro in meno rispetto ai loro colleghi delle altre province. Anche su questo però Flora ha ribattuto snocciolando i dati. I dirigenti medici veneti, dice, sono i 7imi più pagati d'Italia, con stipendi pure superiori alla media nazionale. Stesse problematiche che però interessano anche gli infermieri. Negli ultimi giorni il sindacato Nursind ha denunciato una situazione quasi invivibile: turni massacranti, ferie che saltano e anche qui una carenza cronica di personale, stimata per il Veneto in circa 4.500 assenze. Fatti questi che spingono sempre più infermieri a dire addio al posto fisso e decidere di lasciare la sanità pubblica per abbracciare quella privata. E così la categoria attende risposte concrete dalle istituzioni prima che l'emorragia diventi quasi irreparabile. È una situazione, direttore, immagino lei che dovrà ovviamente cercare di risolverla, che è una situazione un po' preoccupante sotto questo punto di vista, nella mancanza di numeri. Beh, i dati sono dati e non si discutono, sono numeri. Io conosco bene quella ricerca che fu fatta nel 2018 che evidenziava quella carenza di medici. Quella era stata una richiesta all'USL di fare una ipotesi di sviluppo e quanto personale sarebbe servito per andare a regime. Ci tengo a sottolineare questo, perché non è che noi oggi abbiamo 1100 medici meno di 5 anni fa o meno di 3 anni fa. Noi oggi abbiamo il numero di medici che è abbastanza stabile in Regione Veneto. In 2 anni siamo cresciuti di quasi 200 medici sui 9.000 e più medici di cui parliamo. Non è che siano numeri sui dipendenti. Sui medici di medicina generale la norma nazionale prevede che un medico di medicina generale abbia 1.500 assistiti, quindi ha qualcuno di più, poi ne parleremo dei medici di base. E allora il numero dei medici che servono è facilmente stimabile. Cos'è che sta succedendo? Ed è un fenomeno che dura da qualche anno e che durerà ancora qualche anno, che i nuovi medici che abbiamo a disposizione per sostituire quelli che escono dal mondo del lavoro sono appena sufficienti, anzi a volte non riusciamo a coprire tutti i numeri. Forse abbiamo in qualche disciplina un numero superiore di medici, in alcune discipline abbiamo un numero inferiore di medici rispetto a quelli che servirebbero per garantire i servizi. Sono stati detti i pronto soccorso, i servizi di anestesia. Ecco, allora a fronte di queste situazioni bisogna anche capire realisticamente che cosa facciamo, perché non possiamo continuare a dire mancano i medici. Ora, la situazione in Italia in questi ultimi 2 anni è leggermente cambiata. Da 7-8 mila medici all'anno che formiamo in Italia siamo passati a 17.000 medici che sono in formazione oggi in Italia. Avevamo tanti medici privi di specializzazione, ma perché non erano riusciti a entrare in specializzazione? Perché c'era il numero chiuso e perché non c'era un numero sufficiente di borse di studio. Il numero delle borse di studio per i medici di pronto soccorso è passato da 6.000 che avevamo, da 650 che avevamo a livello nazionale a 1.300. Oggi cos'è che abbiamo? 1.300 borse di studio, di cui 600 vuote. Non c'è stata la domanda per entrare in specializzazione. C'è una cattiva organizzazione già alla base? No, noi dobbiamo, credo, sempre con molto realismo pensare
quali provvedimenti possiamo prendere per scongiurare l'assenza dei medici, sia sul territorio sia in ospedale. Allora è stato ritarato il numero complessivo delle borse di studio messe a disposizione, ho detto da 7-8 mila a 17 mila, oggi non abbiamo 17 mila medici che entrano in specializzazione, perché li dobbiamo formare, quindi un tema è specializzare i medici, sì, però, un tema è formare i medici. Le esigenze del cittadino oggi sono... Certo che sono oggi. Allora, siccome dobbiamo dare risposta oggi, con la programmazione ci prepariamo ad avere più medici e ci prepareremo ad avere più specialisti medici. In questa fase noi dobbiamo vedere dove possiamo attingere per avere la copertura dei posti. Allora in Veneto abbiamo detto mancano 1100 medici. In Veneto abbiamo circa 700 medici che frequentano la scuola di medicina generale, 700 medici che frequentano la scuola in medicina generale e non sono incardinati né a tempo pieno né a tempo definito né a tempo indeterminato né con contratto libero professionale, e abbiamo oltre 2000 specializzandi. Sono medici. Allora, in questa fase, realisticamente, la soluzione è stata pescare da queste categorie i medici che stanno frequentando il corso di medicina generale e i medici che stanno facendo un corso di specializzazione. Non abbiamo alternative. Cioè, noi dobbiamo pensare che facciamo i concorsi, facciamo le procedure di assunzioni, pubblichiamo i bandi, ma se ci restano i posti vuoti dobbiamo anche ragionare e fare che cosa? Rivolgerci dove ci sono i medici. Oppure, la seconda soluzione, dottor Flor, direttore, aumentare gli stipendi, perché è un'altra lacuna che, se mi permetto, gliel'avevo già accennato. Guardate che aumentare gli stipendi non aumenta i medici. No, quelli noi abbiamo. Però aumenta che qualche medico non vada via. Guardate, noi oggi abbiamo 1100 ipotetici posti per medico nuovo. Se io aumento gli stipendi posso aumentare finché voglio, mi restano 1100 posti perché non ho i medici. Perché ai concorsi non si presentano, ma non è che si presentano in Emilia Romagna, in Toscana o in Lazio, perché non si presentano neanche lì, c'è una carenza a livello nazionale. Però direttore, è perché molto probabilmente quelli che ci sono già e che hanno un'esperienza, che hanno qualità anche professionali di altissima qualità, non vadano via dalle aziende ospedaliere del Veneto. Non vorrei passasse... Le faccio vedere l'intervista di Avruscio, che lei conoscerà sicuramente, che è uno che fa questa battaglia, e che dice: guardate che ci sono medici bravi che escono, si licenziano dall'ospedale e vanno a lavorare in aziende private perché in ospedale guadagnano poco. E allora non vorrei che capitasse anche questo, perché abbiamo davvero delle eccellenze, direttore Flor, che lei conosce benissimo perché è un profondo conoscitore della sanità, che davvero potrebbe succedere anche questo. Andiamo a vedere cosa dice Avruscio e poi voglio sentire il suo pensiero. Se poi dopo parliamo di Padova, ancora peggio, perché a Padova gli ospedalieri sono i peggio pagati del Veneto e quindi d'Italia. Vede, quando dicevo si fa la media si deve fare, insomma, come si deve, non si può dire tu mangi 2 polli, io nessuno, però abbiamo mangiato un pollo a testa. Le medie vanno fatte mettendo insieme le valorizzazioni di pari grado, primari con primari, dirigenti medici con dirigenti medici, neoassunti, e allora lì si ha una media efficace. Quando dico che sono oltre 20 anni che sti medici di Padova sono i peggio pagati, ma questo la Regione lo sa, non è una sono anni che io lo sto dicendo e sto fornendo le tabelle che non sono mai state contraddette da nessuno. Perché si verifica questo? Perché evidentemente l'errore è stato all'inizio, quando noi eravamo l'ex ULS 21 complesso convenzionato con l'università, si sono poi dopo divisi, c'è stata la riforma sanitaria, si sono formate le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ULS, lì sono stati fatti male i calcoli, ma non per colpa di noi medici, solo che noi non possiamo essere discriminati in tutto questo tempo e la Regione, invece di rivedere i fondi, perché sono i fondi regionali, non quelli statali, perché per lo Stato noi abbiamo uno stipendio uguale per tutti, poi ci sono i fondi integrativi e la Regione purtroppo ha distribuito male, e distribuendo male però insomma non può andarci di mezzo Padova. Ecco, dice tutto giusto, ovviamente lei non è il discorso se è giusto o sbagliato, c'è un diverso livello di retribuzione
all'interno delle aziende del servizio sanitario legato a dinamiche di costituzione dei fondi. Un'azienda che perde personale ha lo stesso gruzzolo per meno medici. Un'azienda che aumenta il personale ha lo stesso gruzzolo per più medici. Allora ci sono contratti di lavoro nazionali e ci sono meccanismi di riparto a livello regionale. Noi un primo provvedimento regionale è già stato fatto per riequilibrare i fondi dell'azienda ospedaliera. Altre iniziative sono in corso anche in attuazione di una previsione nazionale che consente di intervenire e ripristinare i fondi. Questo la Regione Veneto lo sta facendo e ha anche chiesto di poter utilizzare una quota, un mitico 2% dei fondi, proprio per riequilibrare questa partita. Quindi su questo si sta lavorando. Quando si vedranno i risultati, direttore? Li vedremo gradualmente anche quest'anno. Una quota, noi abbiamo un'interlocuzione per poter utilizzare dei fondi. Ricordo, noi stiamo trattando di soldi pubblici che vanno dentro meccanismi contrattuali, non sono liberalità. Sì, vanno gestiti, io conosco molto bene questa partita. Detto tra me e lei, io ho avuto purtroppo la sfortuna e la fortuna di essere un dirigente dell'azienda ospedaliera e devo solo dire che sono rimasto straordinariamente soddisfatto sotto tutti i punti di vista, però ho visto che quanto lavorano questi qui, sono indistruttibili, i medici, gli infermieri, cioè lavorano anche oltre il loro orario di lavoro, sono disponibili, hanno una gentilezza davvero incredibile e dal mio modesto punto di vista, glielo dicevo anche quando lei era il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, davvero i medici in generale, i chirurghi prendono davvero pochi soldi per quello che danno e quello che fanno. Se io guardo il resto del mondo, delle volte faccio i paragoni con i calciatori, mi viene quasi da sorridere un calciatore che prende tutto quello che prende e chi salva vite umane che non venga considerato come dovrebbe essere considerato. Non trovo un attimino che ci sia qualcosa che non funziona in questo? No, non vorrei passasse che la Regione o il sottoscritto sono contrari a aumentare lo stipendio dei medici. No, certo. Tanto per essere chiaro. Guardi che allora, il lavoro dei medici, lei ha citato quello dell'azienda ospedaliera, io li cito quelli di qualche USL magari più periferica, dove non c'è magari la forza che ha l'azienda ospedaliera per il numero complessivo di medici e per il numero di specializzandi che operano dentro, dove operare è altrettanto difficile se non più difficile. Quindi dobbiamo stare attenti quando diciamo o facciamo paragoni tra realtà. Oggi è molto difficile fare il medico. Dicevo che meriterebbero tutti di più. Io dico è molto difficile fare il medico in un reparto di un ospedale periferico, magari da solo, rispetto a una situazione molto protetta come può essere l'azienda ospedaliera. Quindi i confronti e i paragoni noi li facciamo, però li facciamo sulla base di regole certe. Le regole certe sono il contratto di lavoro. Allora, quello che lei dice è un trattamento economico previsto per i dirigenti medici in Italia ha sfaccettature diverse. Però dice Avruscio che la Regione può intervenire con altre situazioni per aumentare gli stipendi o i premi ai dottori e agli infermieri. Guardate, la questione dei premi è stabilita dal contratto e noi non siamo liberi di dare premi a seconda delle volontà o delle decisioni. Noi siamo liberi di dare attuazione a quello che le leggi prevedono. Noi non ci muoviamo su pareri o su richieste. Ci sono dei tavoli sindacali anche a livello regione dove si discute di questo. Alcune cose la regione le ha fatte, non le farà, le ha fatte, altre le sta facendo e con le organizzazioni sindacali abbiamo già in corso trattative e accordi per raggiungere un equilibrio o un riequilibrio a livello regionale. La perfezione è una cosa piuttosto difficile perché sono dinamiche molto complesse, non sono automatismi legati semplicemente allo stipendio, ai fondi o al numero di medici. Ci sono variabili in ogni azienda che dipendono anche dai nuovi assunti, dai cessati. Storicamente la cosa era condizionata da un certo tipo di attività che ad esempio l'azienda ospedaliera non faceva perché erano le attività territoriali, quindi ci sono cose, ma non voglio trovare meccanismi alibi, dico semplicemente stiamo lavorando anche con i rappresentanti sindacali dei medici per trovare soluzioni a questa partita
di un riequilibrio abbastanza vicino all'omogeneità. La perfezione è un po' difficile, non ce l'abbiamo solo noi, è un fenomeno che non ha solo il Veneto o che noi in questa situazione abbiamo Padova piuttosto che un'altra realtà, però ci stiamo confrontando e stiamo lavorando. Oggi accanto a questo, ribadisco, c'è la necessità invece di dare garanzia a quei posti che restano scoperti perché c'è indisponibilità di personale medico per il numero di medici disponibili. Quello che noi abbiamo cercato di fare è allargare la platea dei medici che possono essere utilmente impiegati dal servizio sanitario, senza stravolgere il sistema e ricorrendo a forze nostre. Noi ricorriamo a medici nostri che abbiamo nelle nostre scuole di specializzazione, che abbiamo nel nostro corso per medici di medicina generale e diamo a loro la possibilità di lavorare o di iniziare a lavorare in ambiente un po' protetto, con attenzione all'inserimento, ma non semplicemente invocando la carenza di medici come alibi per situazioni difficili. Le situazioni difficili ci sono, se non si trovano soluzioni reali facciamo solo chiacchiere. Noi vogliamo soluzioni reali. Perfetto, abbiamo già chiarito questa cosa, noi andiamo in pubblicità, direttore Farolo. Poi c'è un altro problema e parleremo degli infermieri e poi dei medici di base. Oggi la faccio un attimino, non dico arrabbiare, però affrontare delle problematiche che poi si sentono quotidianamente e ovviamente tutti i giorni. Tra poco rimanete con noi.